Il Ministro ha oggi collocato un manifesto qui al Palazzo dell'Ex Provincia per riconoscere i segni della violenza. Sì, partiamo dalla provincia perché noi quest'anno ci muoveremo sull'indicazione che ci ha dato il nazionale, che è leggi i segni. Quindi in questo roll-up che abbiamo voluto apporre qui davanti alla provincia, grazie alla disponibilità del commissario, il dottore Sanzo, la condivisione del prefetto, sono contenute delle indicazioni generali per riconoscere una relazione tossica. Ma diciamo che come sempre abbiamo coinvolto un po' tutti i settori della nostra società. Cominceremo questa sera con la Chiesa, con una solenne concelebrazione all'interno della quale, grazie a Monsignor Damiano, il nostro arcivescovo, saremo presenti come Sor Optimist ricordando le donne vittime di violenza. E poi ancora l'illuminazione, quella che solitamente ci contraddistingue. Grazie al Parco della Valle illumineremo gli ulivi della Valle dei Templi nei pressi di Giunone, ma poi ancora metteremo una vela al poliambulatorio e hanno risposto positivamente alla nostra istanza di illuminare i monumenti anche i comuni di Realmonte, Naro, Camastra e Racalmuto, per i quali ringrazio i sindaci. Poi i nostri 16 giorni di attivismo coinvolgono anche le scuole, che per la seconda edizione hanno aderito a Kindness e anche parole gentili sull'albero di Natale. Questo perché riteniamo che sia necessario recuperare la gentilezza per minare la violenza proprio alle sue basi. Ma non abbiamo tralasciato il commercio, perché il centro commerciale Valle dei Templi, tramite la dottoressa La Rocca, ci ha accordato di vestirlo per un giorno di arancione e di apporre il contenuto di questo nostro roll-up in tutte le vetrine e in numerosi manifesti. Poi avremo anche lo sport con le ragazze dell'Acragas Woman che giocheranno la partita indossando il nastrino arancione. E ancora la cultura, con una bella iniziativa forte giorno 30 presso il Parco della Valle, nel corso della quale avremo delle testimonianze anche abbastanza forti. E naturalmente concluderemo in dolcezza, nel senso che abbiamo voluto creare anche un momento nuovo, la dolcezza contro la violenza, che noi abbiamo pensato poter concretizzare tramite il soroptimino, cioè il biscotto antiviolenza che per il nostro club ha voluto siglare lo chef stellato Rosario Matina, che ringrazio tantissimo e del quale sapremo molto di più nei prossimi giorni. Sempre in prima linea, questa volta contro la violenza sulle donne, con una serie di iniziative della durata di 10 giorni che abbracciano quasi tutto il territorio della provincia agrigentina. Sì, a cominciare dal consorzio, quindi abbiamo aderito con piacere, ma soprattutto con la volontà di testimoniare un desiderio. Abbiamo tutti una figlia, una sorella, una mamma, è ora di smetterla di usare queste ricorrenze. Lo abbiamo fatto come una celebrazione e poi è finito tutto. Dobbiamo usare tutti i giorni la nostra volontà di fermare il femminicidio. Dobbiamo smetterla di sopportare maschi arroganti, prepotenti e purtroppo ignoranti. Dobbiamo cambiare atteggiamento, perché così non si va avanti. È una cosa brutta che ci qualifica male. Dobbiamo ricominciare ad apprezzare le nostre compagne e rispettarle. Non solo non uccidere, rispettarle, perché da lì nasce tutto quello che le consiglio.